Era chiaro che dovesse succedere questo, lo pensavamo, lo sospettavamo, perché ovviamente non c'è il distanziamento, non c'è l'utilizzo delle mascherine. Non è affatto sorpreso il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, della moltiplicazione dei positivi all'ex caserma di Dosson e non lo meraviglierebbe che tra qualche giorno tutti gli ospiti finissero per essere contagiati, ma essendo tutti asintomatici è fiducioso che il focolaio si risolva senza conseguenze. Noi intanto pensiamo di fare i tamponi fra 7 giorni, comunque è chiaro che finché c'è questa situazione chiediamo la collaborazione della prefettura e delle forze dell'ordine, perché questo deve rimanere, come dire, un cluster isolato tipo Vo. Quarantena ferrea, una sorta di zona rossa, nessuno quindi deve lasciare la struttura, che rimane a rischio soprattutto in previsione dell'autunno, se all'interno non si riuscirà a convincere gli ospiti a rispettare le norme anticontagio. L'utilizzo della mascherina, in particolare in autunno, quindi dove non c'è neanche il fastidio del caldo, deve essere obbligatorio, altrimenti il rischio che si creino ancora situazioni di questo tipo esiste. Quanto alla possibilità che il virus da qui, da giugno a oggi, non se ne sia mai andato e che, come sostiene Marinese, sia stata una mancanza dell'ULSS quella di non aver eseguito un'ulteriore serie di tamponi, Benazzi replica duramente. Bisogna stare attenti quando si parla, si dicono queste cose, perché poi scattano anche le querele. Ecco, io credo che il dottor Marinese deve stare molto attento e accorto e pesare le parole. Io credo che quando abbiamo trovato tutti negativi, da quell'episodio è passato 1 mese e mezzo, quindi non c'è, ecco, concausa né relazione tra i due eventi. Quello che l'azienda poteva fare lo ha fatto. Abbiamo dato chiare indicazioni alla divisione dei plessi, dei 4 plessi, abbiamo dato chiare indicazioni che dove c'erano le docce dovevano stare i positivi. Questo dall'occhiata che ho avuto modo di dare all'interno della caserma non mi pare sia stato rispettato. Il campanello d'allarme lo dovevano dare loro, e soprattutto il lavoro di distanziamento, continuo a ribadire, e di mascherine doveva essere fatto dagli operatori della New Facility.